Bentrovati, Speciale Medicina, domenica è sempre domenica. E allora, la scorsa puntata, ecco, gli argomenti che hanno contraddistinto lo Speciale Medicina hanno riguardato per certi aspetti il regno animale in senso stretto. Abbiamo parlato delle patologie che dagli animali possono essere trasferite in qualche modo agli esseri umani e abbiamo anche parlato di come adesso la cultura in Sicilia nei confronti dell'abbandono sia in qualche modo cambiata. Ancora di lavoro ce n'è tanto da fare, però la responsabilità nel concetto di quello che è il possesso degli animali ha in qualche modo diminuito l'abbandono degli stessi e quindi il randagismo. Dal randagismo nascono tantissime complicanze che possono anche riversarsi nei confronti dell'essere umano e ovviamente è triste pensare di abbattere un cane anche percorrendo una strada e lasciarlo lì a soffrire. Questo è un senso di civismo che dovrebbe accomunare anzitutto noi esseri umani nel totale e non nel generale. Abbiamo anche parlato di come alcune patologie siano comuni agli esseri umani. Molta gente non pensa che gli animali possano ammalarsi alla stessa stregua di come si ammala l'uomo e quindi magari quando coccolano o regalano o comprano, che per certi versi ha anche una sua tristezza, un animale domestico, pensano che questo essere indifeso vivrà per tutta la vita senza alcun problema. Quindi bisognerebbe riflettere prima di acquistare o di prendere un cane per un regalo di Natale. Il cane è un essere vivente alla pari dell'essere umano. Abbiamo parlato delle patologie tumorali che affliggono i cani, abbiamo parlato anche dell'ictus dei cani e abbiamo anche ricordato come determinate malattie parassitarie possano poi essere in qualche modo attraverso la saliva, se non si attua una buona prevenzione, trasmesse all'uomo. E quindi abbiamo parlato di toxoplasmosi, abbiamo parlato di vermi che purtroppo solo a dire la parola c'è un certo disgusto, ma a vederli ancor peggio, per poi non entrare nel dettaglio delle patologie severe che possono causare sia all'animale ma soprattutto all'essere umano. Quindi igiene, pulizia e anche questo è un senso di civismo e di rispetto sia per l'ambiente, sia per gli animali e sia per gli esseri umani. Abbiamo parlato anche di una metodica medica, anche se in Oriente non sono soltanto i medici che la attuano, e che riguarda l'agopuntura. Abbiamo detto che è una metodologia medica ormai abbastanza popolare, visto che se ne è riconosciuto un effetto, nel senso dei benefici che si possono trarre da questa attuazione terapeutica. Abbiamo parlato di come non inficino questi aghi quella che è la chemioterapia, visto che vengono usati per coadiuvare, lenire il dolore nei soggetti che a causa di patologie tumorali effettuano appunto la chemioterapia. Abbiamo parlato anche dell'utilizzazione dell'agopuntura durante la maternità e durante l'allattamento. Gli effetti collaterali sono pochi, abbiamo parlato di anemia, questo è un effetto che purtroppo non agevola l'agopuntore, ma anche chi fa l'agopuntura, perché a seguito di queste soluzioni di continuità che possono crearsi attorno alla cute, nei soggetti anemici purtroppo può dar formazione anche di infezioni. Quindi anche l'igiene, anche l'anamnesi, cioè la storia clinica del paziente, è molto importante quando si effettuano certi tipi di terapie. Ricordiamolo, l'agopuntura va attuata, praticata da un medico, almeno nella nostra nazione, e ben venga, perché conoscere l'anamnesi, cioè la storia del paziente, è sicuramente prerogativa di chi è laureato in medicina e chirurgia. Abbiamo anche accennato a quella che è la teoria di Lamarck, non tutti la conoscono, però in Oriente si fa avanti questa teoria dove diciamo un po' si va ad intervenire su quello che è il ricordo della sofferenza da parte di un genitore che viene trasferito al figlio. Un esempio, per esempio durante il parto la donna, ecco, quel dolore può, non so in quale linea del virtuale, trasferire questo ricordo spesso spiacevole, proprio per il dolore che ci sta dietro, trasferire questo ricordo al figlio e poi il figlio nel prosieguo della sua crescita, della sua vita, avere questa paura, questo timore, perché questo timore è stato ereditato dalla madre, o dalla madre in questo caso riferendoci al parto, oppure dalla quello che è
la famiglia, quello che la famiglia può trasferire attraverso dei geni che a un certo punto portano questo tipo di informazioni. Beh, un po' di scetticismo lo abbiamo avuto, sarà vero, sarà falso, del resto l'Oriente ha un grande fascino e il fascino è quello del credere a quel qualcosa di spirituale che in qualche modo può diventare e divenire materiale nella vita pratica di ognuno di noi. Bene, vi presento subito i miei ospiti in studio, con me oggi il dottore Michele Castellano, chirurgo e anche chirurgo vascolare. Accanto al dottore Michele Castellano, il dottore Giancarlo Scarnà, otorino. Bene, anzi, otorino-laringoiatra, parolona difficile che noi medici diciamo con una certa facilità, ma che l'utenza spesso a metà, insomma, un po' di appiccico ce l'ha. E allora, dottore Michele Castellano, con lei oggi voglio parlare di una complicanza, poi non so se in realtà è una vera e propria complicanza, questo ce lo spiegherà lei, ma prima di parlarne ci può raccontare un attimino in 2 parole cos'è il peritoneo? Il peritoneo è una membrana che viene ad avvolgere tutta la cavità addominale e avvolge la cavità addominale tanto nella parete quanto in tutti i visceri. Quindi è una membrana che si forma durante lo sviluppo embrionale e che quindi rappresenta uno strato protettivo rappresentando una barriera di contenimento da parte del contenuto che si trova nella cavità addominale, che sappiamo essere tutto l'apparato intestinale, nonché visceri nobili come il fegato, poi abbiamo visceri meno nobili come può essere la milza, lo stomaco. Mentre retroperitonealmente, che vengono sempre, perché lo sviluppo è un po' complesso, non si può spiegare così in 2 parole, in certo. 2 parole, perché diciamo, i foglietti poi si ripiegano su se stessi, eccetera. Posteriormente avvolge gli organi cosiddetti retroperitoneali, che sono principalmente rappresentati dal pancreas, dal duodeno e anche dai reni. Quindi quando noi parliamo di peritoneo parliamo di una protezione, la natura ha previsto sì, che gli organi... È protettivo, assolutamente protettivo per Esatto, i fossero protetti, però è pure vero che quando parliamo di malattie retroperitoneali c'è un attimo di timore, perché là dietro ci stanno tanti organi, come ha detto lei, e le patologie sono svariate e possono in qualche modo diffondersi velocemente anche, no? Sì, diciamo il retroperitoneo rappresenta questa parte di organi di cui ho parlato, perché pure nel retroperitoneo già siamo arrivati nella struttura dell'organismo dove diciamo, abbiamo la colonna con i grossi vasi. I grossi vasi sono retroperitoneali, quindi anche questi fanno parte, però come vorrei dire, rispetto alla parte anteriore che è rappresentata dalla cavità addominale, alla fine gli organi che contiene sono 3-4, ecco. Sì, la cavità sì, addominale è una cosa un poco più complessa. Certo, ma comunque qualche organo di questo, se non sbaglio, ha anche un suo rivestimento di protezione. Abbiamo le capsule che proteggono. Sì, certamente, le capsule su ogni organo c'è la capsula che è un'evoluzione del peritoneo, la capsula. Ecco. È un'evoluzione del peritoneo, la capsula. Quindi una doppia protezione. Sì, e allora, con lei oggi voglio affrontare un argomento che interessa molte persone, almeno così ci raccontano i pazienti. Che cos'è la parocele? È un qualcosa che nasce fisiologicamente o è un qualcosa che nasce patologicamente? No, la parocele è un'ernia secondaria. Si classifica come ernia secondaria, cioè a dire è un'ernia. Che cos'è un'ernia? L'ernia è una condizione patologica dove quando un viscere abbandona il suo contenente, quindi il contenuto che è rappresentato, ad esempio nella cavità addominale, il contenuto che è rappresentato dai visceri, il contenuto mobile, perché poi abbiamo detto c'è il fegato, c'è lo stomaco, c'è la milza, è un contenuto per lo più fisso. Il contenuto mobile, laddove trova una condizione di minore resistenza, viene ad impegnarsi e quindi abbandonare il suo contenitore ed entrare in questa, diciamo, estroflessione. La parocele rappresenta quindi una condizione erniaria, di patologia erniaria, laddove si crea una zona di minore resistenza per quella cicatrice che si è formata in seguito a un intervento precedentemente avuto.
Ma questo succede quando un intervento è eseguito correttamente, oppure parliamo di laparocele quando un intervento, cioè una suturazione, non è avvenuta nel modo corretto? Ma non si può generalizzare, perché anche se l'intervento è avvenuto, è stato condotto correttamente, il laparogelo può emergere laddove si crea una condizione di debolezza anche in un post-operatorio che non viene seguito bene o che ha delle complicanze infettive. Cioè a dire, se le condizioni nutritive del post-operatorio non sono adeguate, con un buon apporto proteico, può succedere che non si viene a creare una cicatrizzazione adeguata, perché in fondo la cicatrizzazione è dovuta all'apporto principalmente di sostanze plastiche, che sono le proteine, e questa può essere una prima condizione. La seconda condizione è qualora ci sia una complicanza infettiva, o talora, naturalmente, qualora vi sia stato un errore nella tecnica chirurgica, nell'eseguire, diciamo, la ricostruzione dei piani. Quindi se lei parla anche di fattori nutritivi che possano in qualche modo comportare la formazione di un laparocele, quindi di quella erniazione post-chirurgica che non nasce spontaneamente ma può essere conseguenziale ad un intervento o per suturazione o per infezione batterica o perché magari insomma qualche complicanza dovuta alle caratteristiche del paziente che si sottopone all'intervento sulla parete addominale, potrebbe anche essere una complicanza frequente in quei pazienti che hanno problemi metabolici, malattie metaboliche come il diabete per esempio. Ma io direi che più che per il diabetico, io non la vedo così, io la vedo più, non è un problema del diabetico, perché il diabetico se è seguito bene è compensato, è un problema proprio della condizione nutritiva post-chirurgica. Cioè l'intervento chirurgico, specialmente qualora sia una laparotomia estesa, è uno stress per il paziente. Il paziente quando deve recuperare e ricostruire tutti i piani ha bisogno di sostanze plastiche, quindi è importante nel post chirurgico avere attenzione a creare un apporto nutritivo equilibrato, specialmente nelle sostanze proteiche. Ecco. Non è una condizione il diabete di per sé che come vorrei dire, ti destina ad avere un laparogele. No, non è così, No, non la vedo così. non è Ti così. può destinare ad avere un rischio infettivo maggiore, ma nella condizione di base non è questo. La condizione, diciamo, ripeto, fondamentale, almeno per la mia esperienza, è un adeguato apporto proteico. E per esempio un fatto costituzionale, esiste una lassità di tessuto? Quello è un per altro esempio, discorso. post-operatorio uno starnuto, il vomito, la tosse. Quello è un altro discorso, ognuno di noi ha la sua costituzione dei tessuti, ci sono quei pazienti che abbiano una lassità costituzionale a prescindere da ogni cosa, e per cui possono anche già avere delle ernie primarie, non secondarie, e naturalmente sono più predisposti poi ad avere un laparocele in seguito a un intervento chirurgico. Però dico, quella è una condizione che ognuno di noi ha. Questi pazienti magari saranno più soggetti anche ad avere delle erne primarie, che può essere l'ernia inguinale, l'ernia ombelicale. Che adesso un po' ne parliamo per capire bene perché si formano le ernie inguinali e soprattutto perché sono tanto frequenti nel sesso maschile, quelle inguinali, voglio dire. Sì. E allora, il laparocele, che complicanze può dare a quel punto, una volta che si è formata questa erniazione? Il laparocele può dare, così come le altre ernie, che cos'è un'ernia? Appunto, come dicevamo, un cedimento di una struttura, di una parete che contiene, dove si è creata una zona di lassità e attraverso questo cedimento c'è questa fuoriuscita, si forma come un sacchetto, come un palloncino che si gonfia, che è formato appunto, come dicevamo precedentemente, dal peritoneo. Di solito è il peritoneo solo avvolto dalla cute perché sono andate perse gli strati robusti contenitivi. Laddove, qualora questa ernia viene ad essere abitata da strutture che entrano ed escono, cioè si dice che l'ernia è riducibile tranquillamente, danno per lo più un fastidio ma non rappresentano ancora un pericolo. Quando invece queste strutture, che sono, come dicevo prima, principalmente rappresentate dall'intestino tenue, dal suo grampiule che lo protegge, che è chiamato omento o epiplon, e talora anche dall'intestino grasso, specialmente per quei colon abbastanza mobili. Qualora si impegna una struttura di questa e si impegna in un modo massivo, tale da poi non riuscire a ridursi attraverso il cingolo strozzante che è formato dal colletto
perché come dicevo prima è come un palloncino, quindi c'è un colletto stretto, sì. quando diciamo la matassa che entra intestinale o epiploica, che entra è volumetricamente abbondante, tale che poi non riesce spontaneamente a ridursi nuovamente nella cavità addominale, si può avere allo strozzamento. Ah, questa è una complicanza abbastanza Questa è la grave. complicanza, diciamo, tipica e più temibile. Però, dottore Castellano, aspetti, ma nel momento in cui si forma questo la parocele sulla parete addominale, che io immagino, visto che c'è un colletto, un restringimento Sì. alla base, e poi questo rigonfiamento perché dentro c'è un'erniazione, Sì. io lo immagino come un fungo, ecco, come un grosso fungo. E trovandosi sulla parete addominale, può dare problemi respiratori al paziente? No, di solito non dà problemi respiratori. Il problema respiratorio noi l'abbiamo laddove abbiamo la parocele imponente, di vecchia data, che ha determinato uno scivolamento in basso del diaframma e quindi un'alterazione della dinamica respiratoria, Certo. che dura da tanti anni. I problemi respiratori li abbiamo nel momento in cui un grosso la parocele viene ad essere ridotto e quindi c'è praticato l'intervento chirurgico riportando le anse nel suo contenitore naturale che è la cavità addominale. Questo che cosa determina? Determina, diciamo, il guadagno nuovamente di spazio su un diaframma che però si era abbassato e che adesso noi andiamo a spingere in alto, quindi riducendo che cosa? La compliance della dinamica respiratoria. In quel caso sì che avremo delle complicanze respiratorie, ma sono delle complicanze respiratorie post-chirurgiche previste, tant'è vero che i grossi laparoceli talvolta va fatto fare ai pazienti una ginnastica respiratoria preparatoria. Ecco, e allora il laparocele, lei diceva che incontra delle complicanze, aveva appena accennato allo strozzamento. Strozzamento mi sa anche di rottura, al quale strozzamento può seguire una rottura oppure no? Sono indipendenti le Lo due strozzamento, quando c'è lo strozzamento significa alterazione della vascolarizzazione. Alterazione della vascolarizzazione significa che nel momento in cui intanto il paziente ha subito dolore, sintomatologicamente cambia tutto, ma nel momento in cui noi non andiamo a intervenire, quelle strutture che sono in sofferenza vascolare andranno in necrosi. Quindi non arriva più apporto Non nutrizio arriva più a quella parte? l'apporto vascolare va in necrosi, quindi se non si interviene immediatamente, se fosse soltanto il grembiulo mentale, e allora va in necrosi ma non è niente di grave, ma se è un'ansa intestinale questa andrà incontro a una perforazione, Ecco, questo è importante. una rottura e quindi una peritonite stercoragea. Ecco, questo è importante perché noi quando parliamo di ernia parliamo di qualcosa che si sposta dal suo posto, ma questo qualcosa potrebbe essere l'intestino. Sì. Quindi l'ernia è un percorso anche che fa l'intestino. È quasi sempre l'intestino. È quasi sempre l'intestino, ma questa erniazione che noi chiamiamo la parocele si può intasare, si può complicare ancora di più. Già la necrosi è un fatto abbastanza grave. La necrosi è la complicanza più grave, massima, no? Massima, perché significa muore. C'è una via di mezzo che è l'intasamento. Che significa l'intasamento? Perché come dicevamo, la patologia meno carica, meno grave è quando l'ernia, il contenuto dell'ernia e l'intestino entra ed esce, quindi l'ernia viene abitata ma è riducibile. Si parla di intasamento quando quest'ernia non è più riducibile, però ancora non è nella condizione di strozzamento, non è nella condizione di creare nemmeno occlusione intestinale, Ecco, cioè quindi dire non c'è un inginocchiamento dell'ansa intestinale totale tale da creare un'alterazione dei vasi occlusiva del transito intestinale, quindi occlusione intestinale. Quella è una via di mezzo, quindi l'intasamento, cioè dire l'ernia non è riducibile, ma ancora qualcosa funziona, ancora si può andare avanti, ma è diciamo il prodromo allo strozzamento, perché di solito poi l'ernia quando è intasata da tanto tempo, nella sua evoluzione, va verso lo strozzamento. E l'infiammazione dove sta? Sta come conseguenza o sta come una complicanza a sé stante? Si può infiammare, no? Può essere una forma meno grave oppure... Ma l'infiammazione di solito di per sé non ci sta, perché almeno che non subisce un trauma, perché dicevamo poc'anzi che l'ernia o il laparocele che sia,
non ha più una protezione muscolare, quindi abbiamo soltanto una protezione cutanea e sottocutanea, e laddove ci siano, diciamo, degli sfregamenti o anche dei microtraumi ripetuti, questi possono determinare l'infiammazione. Ma un'infiammazione primaria a priori di solito non è una condizione che Vabbè, esiste. ma arrivare a quel punto mi pare che sia abbastanza tardi. Dico, il laparocele è evidente ed è abbastanza vistoso, quindi non penso che il paziente arrivi al punto di avere dei traumi sul laparocele, penso che si rivolga subito. Può succedere a seconda, quando il laparocele è imponente, proprio quando sono imponenti, proprio quando si dice che i visceri hanno perso il loro domicilio, c'è un'alterazione di tutto il profilo somatico, e quindi anche, diciamo, dei microtraumi che si creano in questo addome molto voluminoso. Lo sa, dottore Castellano, quando io studiavo a Palermo all'università durante il corso di laurea, ancora non avevo studiato il laparocele, la chirurgia, la patologia chirurgica, e ci stava un signore dalle parti della stazione molto conosciuto a Palermo, e mi dissero: hai il laparocele, parola per me grossissima, strana, non conoscevo il significato, e questo signore aveva proprio qualcosa che scendeva, qualcosa di impressionante. Ma lei lo sapeva, era veramente laparocele questa patologia? Sicuramente la parocele, o poteva anche essere una mega ernia inguinoscrotale. Esatto, forse era proprio quella. Una mega ernia inguinoscrotale che magari durava da 20-30 anni, che pian piano aveva guadagnato tutti gli strati bassi, sfiancando tutta la parete addominale. E quindi esistono quei pazienti che non si rivolgono al chirurgo quando in realtà... Perché la condizione dell'ernia è quando si sfianca naturalmente la pressione gravitazionale dei soli visceri sulle parti basse che sono deboli, è progressiva. È, come vorrei dire, un colpo d'ariete continuo, quindi pian piano questa condizione va aumentando. Ecco perché è conveniente e profilattico ovviamente intervenire allo specialista. in tempi decenti. Insomma. Ovviamente, anche perché a quel punto diventano delle mostruosità. Esatto. Insomma, e poi quelle mostruosità, appunto, come dicevamo poc'anzi, per recuperarle, al di là di tutti i problemi tecnici che ci possono essere nell'eseguire la plastica, hanno quei problemi respiratori nel recupero di cui parlavamo prima. Di cui parlavo, perché si abbassa il diaframma e quindi poi lo devi rialzare e comprimere tutto. Esatto, quindi non è assolutamente facile, insomma, arrivare a questo punto. Sono dei casi per fortuna isolati, certo. Forse adesso con la cultura medica che irrompe, no? Anche attraverso il nostro piccolo schermo a Teleacross, penso che, insomma, si conoscano certo. le dinamiche di alcune patologie, il nome di alcune patologie, insomma ci si rivolga allo specialista. Anche perché adesso diciamo che nell'ambito terapeutico, rispetto a una trentina di anni fa, l'intervento viene condotto in anestesia locale, l'intervento si fa con l'utilizzo delle protesi, quindi è tutto più, si fa con delle tecniche particolari che danno meno tensione, e questo fa sì che il paziente di solito in 24 ore rientra a casa. Meno ricovero, anche un respiro ore di sollievo per la sanità, perché insomma non incombe tutto quindi, questo diciamo, sulla spesa ha un sanitaria. impatto sull'individuo inferiore rispetto a prima, dove le tecniche, quando le tecniche erano diverse, non si usavano ancora le protesi. Individuo, società e sanità, insomma tutte e tre le cose, ecco, efficacia, efficienza, celerità. E allora, ma l'obesità è un fattore di rischio? Sì, sicuramente è un fattore di rischio, perché determina, come vorrei dire, oltre che un aumento di peso, perché quella lassità di cui parlavamo prima ci potrebbe stare? La lassità determina un aumento di peso, uno sfiancamento, un aumento di pressione, perché l'obesità, noi dobbiamo pensare che il grasso non è solamente esterno, il grasso è anche interno. Il paziente obeso che viene operato ha un grembiulo mentale tanto, tutto solo grasso, quindi siccome l'ernia che cosa è un problema fisico, abbiamo un qualcosa che è pressa dall'interno su un qualcosa che resiste dall'esterno. Ecco. Quindi è un contenitore che ha un contenuto che spinge dall'interno in un contenitore che lo deve trattenere dall'esterno. Allora, questo contenuto che spinge è un fattore aggravante. Se noi abbiamo una spinta maggiore, siamo naturalmente più predisposti ad avere una patologia erniaria. Ovviamente. E allora, andiamo un attimo indietro, non parliamo più di complicanza col nome di ernia, perché è sempre un'ernia, ma la parocele, parliamo di ernia vera e propria, cioè senza che ci sia stato un intervento chirurgico. Un ragazzo si sveglia una mattina, perché a quanto pare colpisce sia i giovani adulti che i giovani non adulti ancora, e sente qualcosa a livello della piega inguinale, no? Subito una mamma pensa al linfonodo, allora è una malattia di tipo infettivologico, adesso la conosciamo tutti, la mononucleosi. E invece questa cosa non è un linfonodo, ma è qualcosa che
ad un tratto appare, ad un tratto si ritrae, e in quel caso forse parliamo di una punta d'ernia, no? Ecco, ma perché i giovani maschi o anche gli adulti di sesso maschile vanno incontro a questa situazione patologica il più delle volte? Come dicevamo prima, abbiamo un contenitore che è la cavità addominale con un contenuto che spinge. L'ernia, avevamo accennato, è che cosa? Dove si crea? Dove vi è una zona di minore resistenza. Quali sono le zone addominali dove si può creare minore resistenza? Laddove fuoriesce qualcosa o è fuoriuscito qualcosa. Sì. E allora, nell'ambito parlando dell'ernia inguinale, laddove fuoriesce il funicolo spermatico, che è una zona sempre di debolezza. Di solito l'ernia si intrufola proprio nell'emergenza del funicolo spermatico. Cos'è il funicolo spermatico? Il funicolo spermatico è quella struttura anatomica che porta nutrimento al testicolo nella borsa scrotale e che è pure percorso dal vaso deferente che serve a trasportare il liquido seminale dai testicoli alle vescicole seminali. Perfetto. Allora, attraverso questo, lì che è una zona di minore resistenza, certo, si intrufola e fuoriesce l'ernia, si chiama ernia inguinale indiretta. Talvolta l'ernia invece non si intrufola lì, ma lì accanto, sempre per questo cedimento, per lo più gravitazionale che c'è, in questo caso si parlerà di ernia inguinale diretta. Ma come dicevamo prima, dove è anche nato qualcosa, perché l'ernia può essere anche ombelicale. Perché anche lì c'era prima, quando ognuno nella nostra nascita è fuoriuscito il cordone ombelicale. Lì si è formata una cicatrice, ma anche quella è una zona di minore resistenza, specie se la cicatrice non si è formata perfettamente. Quindi ci sono quelle zone di debolezza, mentre una zona di debolezza nella donna non è tanto dove fuoriesce diciamo, l'equivalente del funicolo spermatico che è il legamento rotondo, ma è invece nella lacuna dei vasi, perché le donne vanno più spesso incontro, proprio in età più adulta, ad l'ernia crurale, che è una ernia, diciamo, a chi è più profano lo può scambiare per un'ernia inguinale, è un'ernia che passa al di sotto del legamento inguinale laddove c'è la lacuna dei vasi, che tipicamente colpisce la donna perché si considera che c'è uno slargamento del bacino e quindi c'è uno slargamento di questo spazio, è più facile che si formi nella donna rispetto all'uomo. Ho capito, del resto a livello basale, come diceva poco fa lei, nei confronti dei maschi, dove per il funicolo spermatico, proprio perché c'è questo passaggio del funicolo, c'è uno spazio dove dà più facilità all'erniazione dell'intestino, devo dire che anche lì a livello basale c'è un problema nei maschi con il varicocele, perché sì, lì proprio dove c'è la vena spermatica, se non sbaglio anche lì, soprattutto a destra, a quanto pare... soprattutto a sinistra. A sinistra, ecco, vabbè, voglio dire, non sono chirurgo per fortuna, ecco, a sinistra nei miei ricordi, ecco, c'era anche questa problematica che spesso sì, durante il servizio militare lì era veramente il momento in cui si scoprivano i varicocele, ecco, che adesso è difficile da scoprire perché non c'è una buona comunicazione figlio mamma o figlio papà. Dovremmo noi genitori un po' parlare con i nostri figli e chiedere se tutto va bene, perché potrebbe essere poi causa di infertilità. Quindi abbiamo capito che lì voi avete un difetto anatomico o in qualche modo una predisposizione a fare i difetti, è giusto? Oh, finalmente qualcosa del maschio e non della femmina, dottore Castellano. Ma ritornando all'ernia, che comunque colpisce anche il sesso femminile, quindi l'ernia è un intestino, una parte dell'intestino, un'ansa intestinale. Intestinale o anche, abbiamo detto, il grembiulo mentale o epiplono. Di solito è sempre ma nella stragrande maggioranza che cos'è? Può essere l'ansa intestinale? Fa un po' impressione pensare che ci sia una parte del nostro intestino. Secondo di quale ernia parliamo? Se parliamo di ernia inguinale, allora è più facile che sia l'ansa intestinale. Se parliamo di ernia crurale è più facile che trovare l'epiplon. Se parliamo dell'ernia ombelicale, anche lì io dico che per mia esperienza è più facile trovare l'epiplon che l'ansa intestinale, anche perché dobbiamo parlare poi, vedere di che ernie parliamo, di che dimensione di ernia. Ovviamente. Perché una cosa è che parliamo di un'ernia di 1 centimetro, una cosa è che parliamo di un'ernia di 3 centimetri. Certo, ma lei l'intervento lo consiglia nel momento in cui si avverte la sensazione di qualcosa che fa, insomma, che cammina nel canale inguinale, cioè la punta d'ernia, oppure la punta d'ernia si lascia L'intervento stare? è sempre, di solito la punta d'ernia, perché la punta d'ernia significa un'ernia che tu la apprezzi ma ancora non ha guadagnato nemmeno il canale.
E quindi che si aspetta? Che esca fuori? No, che esca fuori no, però al limite che guadagni qualcosa. In linea di massima però è sempre più coerente agire prima che dopo. Perché prima o poi succederà? Perché no? Perché prima o dopo se l'ernia c'è andrà solo ad ingrandirsi, da solo non guarisce. E che cosa si consiglia di non fare per evitare che ci sia questa protrusione immediata nel giro magari di poco tempo? Ritardare l'intervento, ecco, per essere un po'... L'unica cosa è non fare sforzi, perché come torniamo al discorso di prima, equilibrio tra pressione intraaddominale e strutture che lo contengono. Se io tutto ciò che faccio che mi fa aumentare la pressione intraaddominale, naturalmente è un qualcosa che tende ad aggravarmi l'ernia e a farmela fuoriuscire. Cosa si mette in questo canale inguinale per evitare che l'ansa intestinale o qualcos'altro possa farsi strada? Ma quando si mette durante l'intervento o prima? No, durante. Prima ci sono incinti, ma lasciano un bel tempo. Durante. Nelle tecniche, dicevo poc'anzi, da un 30 anni a questa parte c'è stata un'evoluzione. Adesso si utilizza un plug in polipropilene, detto anche prolene, che non sarebbe altro che adesso sono a forma di cono smussato, che si mette laddove c'è proprio il forame del canale inguinale, tra il forame interno e il forame esterno del canale inguinale, e poi sopra questo di qua si ancora, e poi sulla struttura per ricostruire la parete e dargli più consistenza, sotto la fascia aponerotica del muscolo obliquo esterno si utilizza una piastra sempre in polipropilene, adesso che le vendono già adeguatamente sagomate, che non danno problemi di rigetto e che danno un notevole incremento nella consistenza, per cui le recidive sono veramente rarissime. Anche perché prima, insomma, le recidive erano frequenti. Prima con l'intervento di Bassini, che era l'intervento che consisteva appunto nell'ancorare, diciamo, ricostruire il piano, parliamo prima della retina. Sì. Ricostruire il piano profondo a punti staccati si chiamava tecnica di Bassini. Le recidive erano intorno al 5-10%. Adesso, appunto, con le famose retine di cui parlavamo poc'anzi, quindi il plug in più la rete a piastra messa sopra, le recidive sono, io direi, sullo 0,5%. E allora, per procedere all'intervento, anestesia locale in loco o peridurale? No, io per mia esperienza li faccio in loco, cioè dire, sapendo fare una corretta anestesia. Sono dolorose? No. No. Lei l'ha mai provato? Che cosa? La puntura, l'anestetico in loco per l'ernia? L'ho provato nei denti, penso che sia più doloroso che nell'ernia. Penso che sia la stessa cosa. Più doloroso che nell'ernia. E comunque adesso chi insomma si sottomette, mettiamo così, ma è obbligatorio in certi casi, è indispensabile, all'intervento di ernia, dopo qualche ora le ha detto può ritornare a casa? Sì, noi riteniamo una nottata in ospedale e l'indomani mattina vanno a casa. E quindi è di facile esecuzione. Sì, l'avevo detto, è facile, cioè adesso con questa nuova tecnica, che ormai sono 30 anni che c'è. 20 anni, insomma, sembra giovane, ma in realtà è datata oramai. Bene, grazie dottore Michele Castellano, chiaro come sempre. E allora, dottore Giancarlo Scarnà, otorinolaringoiatra, quanto mi piace questo termine per dire naso, orecchio, gola insieme, ma sono tante anche lì le affezioni, le patologie che alle volte possono sembrare di poco conto, di poco rilievo e invece poi possono aggravarsi, possono creare delle complicanze. Ma io oggi con lei voglio parlare di quelle che sono le patologie a carico, per esempio, mi dica lei, di che cosa parliamo? Del naso? Quello che vuole. E allora invece io voglio passare, oltre il naso lo voglio bypassare, per una volta che quando si parla di otorino si pensa sempre al naso, e voglio parlare delle tonsille. Le tonsille, ecco, poco fa dicevamo prima della trasmissione, io e il dottore Castellano, non so lei, siamo i sopravvissuti alla tonsillectomia. Allora, ma le tonsille che cosa sono, dottore Scarnà, e a cosa servono? Devo innanzitutto ringraziarla per questa domanda, perché solitamente quando si parla nelle trasmissioni televisive è un argomento forse poco trattato. Si preferisce più parlare di quelle patologie rare o con delle tecniche chirurgiche complicate come patologie dell'orecchio, anche quelle avanzate del naso. In realtà nella pratica quotidiana di buona parte delle famiglie, soprattutto di quelle che hanno bambini ma anche dei giovani adulti,
Il problema delle infezioni ricorrenti alle tonsille è un problema sociale. Innanzitutto cosa sono le tonsille? Le tonsille sono delle strutture di tipo linfatico che sono alloggiate, quando si dice tonsille generalmente ci si riferisce in maniera quasi automatica alle tonsille palatine, Sì. che sono quelle che si trovano tra i pilastri palatini nelle logge tonsillari. Sono due, una a destra e una a sinistra, e solitamente sono quelle che vediamo gonfiare quando sono infiammate o le vediamo puntellate di materiale biancastro. Ma si gonfiano quando uno si arrabbia? No. Sicuramente no. Dicevo, ho fatto questa puntualizzazione Che è importantissima. perché quando si parla di tonsille noi ci riferiamo a quelle, ma in realtà ci sono altre strutture che sono simili alle tonsille, che fanno parte dell'anello linfatico del Waldayer, e poi magari approfondendo un po' l'argomento ne verremo a capo. Ne parliamo, però parliamo di queste tonsille che sono quelle che vediamo in alcuni bambini, veramente poco fa diceva gonfiano in alcune situazioni, che ora vediamo quali sono le situazioni, ma quello che io mi chiedo è perché, se la natura ci ha dato un sistema linfatico di difesa, in certi bambini questo sistema sicuramente non funziona per niente. Diciamo che va in tilt. Vero è che il sistema immunologico ultimamente purtroppo è sopraffatto, cerca di difenderci e ci aggredisce, ma queste tonsille, se devono funzionare, mettiamo così, da 0 anni ai 10 anni, 11 anni, perché in alcuni bambini non funzionano affatto? Questa è una bella domanda, ma non è che non funzionano, dobbiamo cercare di capire il perché si ammalano, perché le tonsilliti, le cosiddette tonsilliti, possono essere di diversa natura. Ci sono quelle di origine batterica, quelle di origine virale, ma ci sono anche quelle che invece non rispondono né ad una infezione virale né a quella batterica. Cioè non rispondono, cioè gonfiano a prescindere dall'infezione? Allora, il gonfiore non è segno di infezione Ma questo sempre. è importantissimo, perché alle mamme questo messaggio deve arrivare, perché da lì, dottore Scarnà, che cosa dipende nel momento in cui una mamma vede il bambino che soffre perché ha le tonsille gonfie? Pensa all'infezione e che fa? Subito dall'antibiotico. Esatto, errore. Ci arriviamo. Ci arriviamo. Allora, dicevo, quindi le tonsille fanno il loro lavoro, però può succedere, dicevo, che o sono dei bambini che hanno il sistema immunitario che non funziona bene, quindi vengono aggrediti frequentemente da batteri o da virus, o dei bambini, per esempio, che fanno uso indiscriminato di antibiotici, e quindi anche i saprofiti che ci sono nella nostra cavità orale vengono diventano meno, forti, si fanno coraggio. E ne approfittano anche sì. dei batteri che sono degli agenti diciamo, patogeni, che magari non avrebbero quella forza. L'alimentazione, anche quella è importante. Adesso siamo diventati con i bambini che non mangiano più frutta e verdura, mangiamo solo dei cibi preconfezionati, spesso le uniche verdure che conoscono i bambini sono le patatine. È vero, cibo spazzatura così comunemente chiamato. Però dicevo, il problema sociale delle infezioni ricorrenti alle tonsille è quello che ovviamente fanno perdere giornate di scuola, i bambini non dormono bene. E quando si tratta di tonsille che sono semplicemente ipertrofiche, danno anche... Ipertrofiche vuol dire che aumentano ingrossate di volume. Lì bisogna dare un po' la colpa anche ai geni, perché solitamente in famiglie con i genitori che hanno avuto queste ipertrofie, anche nei figli è più facile che si possano verificare. Quindi c'è una predisposizione genetica ad avere le tonsille gonfie, dolenti. Ma la tonsilla gonfia non significa che è una tonsilla malata, è semplicemente una tonsilla ipertrofica. Però una tonsilla ipertrofica credo che dia molto fastidio in gola, no? Nella deglutizione. Assolutamente sì, perché generalmente quando ci sono le tonsille gonfie nei bambini, mi riferisco, anche a livello adenoideo abbiamo una ipertrofia. Gli adenoidi fanno parte sempre di quel sistema linfatico di cui parlavo, ed diciamo, sono presenti nei bambini, ma poi vanno in spontanea regressione. Però quando sono particolarmente ingrossate danno dei problemi nella respirazione. Generalmente addirittura vanno a cambiare un po' i connotati dei bambini, perché quando si vede un bambino che soffre di adenoidi e tonsille ipertrofiche,
già a una facies tipica, perché sono dei bambini che hanno una sofferenza, sì, una sofferenza respiratoria. Ma l'ossigeno non arriva bene al cervello, saranno anche disattenti, nervosi, irritabili? Assolutamente no, l'ossigeno arriva sempre al cervello, altrimenti diventerebbero cianotici, non è questo il Eppure, problema. dottore Scarnà, queste sono le domande dell'utenza a cui spesso il medico non risponde perché le ritiene scontate, e io ve le faccio proprio perché queste sono le risposte che si danno a quei genitori che fanno sempre queste domande. Allora, che ben vengano queste domande. Sì. Però dicevo, no, ovviamente si riesce a respirare lo stesso, solo che un conto è respirare per le vie naturali e un conto è respirare in maniera artificiosa. Cioè? Allora, quando respiriamo a bocca aperta non stiamo respirando in maniera fisiologica. L'aria è necessaria, qui torniamo a parlare ora di naso, visto che a lei sta molto a cuore questo argomento, l'aria quando passa dal naso viene, oltre che filtrata, viene riscaldata e umidificata. Queste sono delle condizioni che permettono alla mucosa delle alte vie aeree, poi conseguentemente anche delle basse vie aeree, di essere protette e rispettate. Quando un bambino respira a bocca aperta viene meno quella capacità di filtro, di riscaldamento e di umidificazione dell'aria espirata, e quindi si può andare incontro a delle affezioni dell'apparato respiratorio. Allora, altra domanda banale. Abbiamo le tonsille gonfie nel bambino che ha pure le adenoidi e le dice che quando ci sono le adenoidi, e sono abbastanza evidenti, non respira più bene col naso e quindi ricorre alla respirazione attraverso la bocca, perché la natura ci ha dato questa possibilità per far arrivare l'ossigeno al cervello. E allora a quel punto tonsille in gola, adenoidi dentro il naso, ma come respira questo bambino? Allora lì ci sta il nervosismo, l'irritabilità, l'agitazione, il malessere. Assolutamente sì, perché dobbiamo fare qua un passo indietro e dire pure che un bambino che soffre di un'ostruzione respiratoria, ventilatoria nasale, è un bambino che dorme pure male, e quindi anche se dorme la qualità del sonno non è quella adeguata, perché spesso i bambini che hanno questa condizione vanno incontro anche alla roncopatia, cioè i bambini russano, e spesso si blocca anche il respiro, le famose apnee. Apnee, quelle notturne che succedono agli uomini adulti, alle donne adulte, o perlomeno più che altro agli uomini, per un problema anche di sovrappeso il più delle volte, no? Anche alle donne. Però si sente dire più negli uomini questa patologia che nelle donne. Vabbè, questo è sempre, sì, l'uomo magari ci sono ha le qualcosina in statistiche, più, le frequenze, sì. dico, è più frequente negli uomini? Non lo so perché, sicuramente forse il sovrappeso, ma no, non credo che sia un problema di sovrappeso, però negli uomini l'apnea notturna è un po' più frequente statisticamente rispetto alla donna, pur colpendo entrambi i sessi. E allora dicevamo perché è interessante questo del bambino, perché guardi, dottore Scarnà, quando la mamma disperata si rivolge a voi Torini dicendo mio figlio sta male, mio figlio non respira, mio figlio non ha l'ossigeno al cervello, è perché vede un bambino agitato, un bambino che non apprende neanche tanto bene a scuola. Ma questo è dovuto anche a un'altra cosa, perché quando ci sono le adenoidi ipertrofiche spesso c'è associata anche l'otite catarrale. Non manca niente. Cosa vuol dire? Allora, nel cavo rinofaringeo dove si trovano le adenoidi c'è anche lo sbocco della tuba di Eustachio, che è il collegamento che abbiamo tra il rinofaringe e l'orecchio medio. E conseguentemente, se rinofaringe significa naso, no? Spieghiamo. È una porzione della faringe, quella più in alto, che si trova dietro al naso, al di sopra dell'orofaringe. È una parte che noi non vediamo, quindi rinofaringe sta per faringe dietro al naso. Perfettamente. In quella zona, dicevo, c'è lo sbocco della tuba di Eustachio. Se ci sono le adenoidi ipertrofiche, ci sarà anche un blocco della tuba di Eustachio. Quindi non ci sarà la corretta ventilazione dell'orecchio medio e là dentro si accumulerà del muco. Quindi i bambini andranno incontro a quella che è l'otite catarrale, ossia la presenza di muco all'interno dell'orecchio medio. Certo, abbiamo tutto in comunicazione, otorinolaringoiatria. Questo li fa sentire meno. Ma ciò non vuol dire che sono sordi, assolutamente, è solo una ipoacusia di tipo trasmissivo, ossia laddove ci dovrebbe essere aria
c'è un liquido che è il muco, e in quel caso la trasmissione del suono viene rallentata. Ma lei parla di sintomi transitori o cronicizzati nel bambino? No, il bambino possono, fino a quando si mantiene quella condizione, ovviamente si mantiene anche l'otite catarrale, che non va trattata farmacologicamente con antibiotici, perché non è in questo caso la parola otite non sta a significare un'infezione, ma semplicemente un'infiammazione. Non è neanche una... Ite in medicina infiammazione. Sì, e qui fa un po'... Dottore Scarnà, qui la devo correggere io. Qui fa un po' no? eccezione. Okay. Qui fa un po' eccezione, tant'è vero che non si utilizzano né antinfiammatori né antibiotici. Può essere utile a volte l'uso di aerosol terapia anche con dei mucolitici, che serve per aiutare a sciogliere il muco, magari a fare defluire questo muco dall'orecchio medio. Però quindi i mucolitici sono importanti nell'aerosol, non soltanto il cortisone, esatto, anche il mucolitico. Quindi ribadisco, in questo caso l'otite catarrale non sta a significare una patologia che necessita di antibiotico-terapia. Ascolti, dottore Scarnà, molte mamme afflitte dalla sofferenza dei loro bimbi perché hanno questi problemi, adenoidi, tonsille che gonfiano, otite catarrale, insomma questa triade che a quanto pare è conseguenziale, diciamo che sono dei tasselli che stanno insieme il più delle volte. Cosa succede in queste famiglie? Allora, il bambino ogni mese ha la febbre, ogni 20 giorni ha la febbre. Questo che cosa significa? Ogni 20 giorni l'antibiotico. L'antibiotico non ha funzionato dopo 5 giorni, allora anziché dare amoxicillina per esempio, passo ad un altro tipo di antibiotico. Cioè si sperimentano tante situazioni, però cosa pensa un genitore? Anche sotto consiglio generale o per sentito dire, l'antibiotico io l'ho somministrato per 5-6 giorni, allora gli do quello che si dà una volta al giorno per 3 giorni, quindi ho ridotto altri 6 giorni, non gli faccio del male, e non sanno invece che quello è tanto quanto paragonabile all'altro perché perdura dentro l'organismo altrettanti 6 giorni. Insomma, una gran confusione che fa di questi bambini dei bambini deboli, dei bambini che possono poi andare incontro ad altre infezioni, perché lì il sistema immunitario reagisce male perché viene bombardato da questi farmaci. Questo succede però quando non c'è una corretta diagnosi, quando si fanno le terapie empiriche. E quindi si associa la febbre, mal di gola, allora tonsillite. Poi una cosa che, visto che parliamo anche di convinzioni popolari, sì, molti vedono le tonsille e vedono che ci sono i buchetti, che sono le cripte tonsillari. Allora tanti vengono e dicono: dottore, mio figlio ha le tonsille bucate. La mia risposta, che fa anche un po' ridere, è: ma se va dal salumiere e compra l'Emmental, glielo riporta indietro perché è bucato? Dice: no, l'Emmental è così. Bene, anche le tonsille sono così. Esatto. Perché le cripte tonsillari è proprio la struttura. È ovvio che magari ci sono morfologicamente, possono cambiare da bambino a bambino, da persona a persona, le dimensioni delle cripte. A volte sono delle cripte confluenti e magari sembrano dei grossi buchi. Esatto. Quindi questa era è importante. No, ma è importante, queste piccola... già stiamo facendo un'addizione di tante credenze popolari, certo, sulle tonsille. Quindi abbiamo detto le tonsille sono bucate perché sono anatomicamente così. L'ossigeno arriva al cervello e il bambino non diventa stupido, che è quello che spesso le mamme dicono. Così come non rimarrà sordo. Così come non rimarrà sordo, ecco, sfatiamo tutte le cose. La terza credenza popolare... La terapia. Stavamo dicendo l'antibiotico terapia, andiamoci con calma, perché quando ci sono degli episodi ricorrenti di tonsillite bisogna cercare di capire qual è l'eziologia, perché ci sono a volte le infezioni che possono essere anche pericolose, da streptococco beta-emolitico, e allora in quel caso bisogna fare una terapia ben mirata ed eradicante. Ma tante volte possono essere delle infezioni di tipo virale che non necessitano di antibiotico terapia, altre volte semplicemente una abnorme risposta del sistema immunitario. Viene chiamata FAPA ed è praticamente una febbre periodica ricorrente dove si ha una infiammazione delle tonsille con febbre,
e delle afte e una linfadenopatia al collo. Di conseguenza, Di conseguenza. perché le afte sono un'infezione batterica il più delle volte, o virale? Virale. Però dico, in questo caso... Ma scusi, dottore Scanna, perché per esempio nel caso della mononucleosi, no? Dove per esempio c'è un impegno tonsillare, dove ci sono afte, ci sono le placche sulle tonsille, placche che sono insomma delle soluzioni appiccicate, descriviamole per farci capire, biancastre, insomma così definite dalla gente che vede queste macchie sulle tonsille. Non sono di origine batterica, non è lì che si interviene con l'antibiotico, è proprio lì il problema, no? Sì, però dobbiamo distinguere. Vede, lei mi ha mischiato un po' la mononucleosi con le tonsilliti batteriche. Sono due cose diverse. Non lo so, io parlo delle placche sulle tonsille quando si ha la mononucleosi. Allora, bisogna distinguere innanzitutto quando si parla di placca sulla tonsilla, diciamolo. se realmente sono placche. Esatto, quindi ecco. Perché non sempre vedere qualche puntino bianco sulla tonsilla, se asintomatico, vuol dire che siamo di fronte a delle placche, perché la placca in realtà è già del materiale purulento che fuoriesce dalla cripta. Ma altre volte le cripte sono, diciamo, abitate dai tonsilloliti, che sono delle concrezioni che si vengono a creare all'interno delle cripte, altre volte possono essere anche dei residui alimentari fermentati. E quindi non necessitano di antibiotico-terapia. E quindi cosa diciamo sempre noi in trasmissione? Andare dallo specialista per capire di cosa si tratti e soprattutto fare la corretta diagnosi. Dicevo, come si fa a capire se si tratta di uno streptococco oppure di una febbre ricorrente che non ha nulla a che vedere con le infezioni? Come si chiama questa febbre ricorrente? FAPA. È un acronimo inglese che sta a significare, quindi periodico, sono delle febbri periodiche che si manifestano talvolta con delle piccole afte a livello labiale, ma soprattutto con la periodicità. Queste febbri si presentano puntuali, generalmente vanno tra le 3 e le 6 settimane e puntualmente si presenta questa febbre. E non c'è né virus né batterio? Assolutamente, tanto è vero che per fare questo tipo di diagnosi non si ricorre alla batteriologia, quindi ai tamponi, quelli anzi io li faccio fare per vedere se sono realmente negativi. Ed è una diagnosi differenziale ed è quello che no? mi aspetto, ma la diagnosi in questo caso differenziale la si fa anche mediante l'uso della cura, quindi exadiubantibus. Queste sono delle febbri che immediatamente scompaiono dopo l'assunzione di un corticosteroide. Quindi parliamo di corticosteroidi, stiamo parlando di cortisone. Cortisone, esatto. Quindi generalmente quando si ha questo tipo di affezione basta semplicemente l'assunzione per 1 o 2 giorni di una compressina, non facciamo nome commerciali, ma di corticosteroide e immediatamente scompaiono i sintomi, cosa che non avverrebbe mai se si trattasse di una febbre di origine batterica. Certo, dove, diciamolo e riprecisiamolo ancora una volta, è il batterio che dobbiamo combattere eventualmente con l'antibiotico, ma non il virus, perché il virus si fa un bel baffo, come ce l'ha lei, dell'antibiotico terapia. Ecco, ecco perché c'è l'abuso di questi farmaci che stanno funzionando sempre meno, anche nei grossi reparti di terapia intensiva, per esempio, nelle rianimazioni, che siamo ritornati indietro, abbiamo ripreso gli antibiotici che non si usavano più, un po' per prendere, insomma, fare il contraccolpo ai nuovi batteri, ai nuovi saprofiti che sono diventati aggressivissimi, cioè si sono potenziati perché noi abbiamo fatto un abuso di antibiotico-terapia. È vero questo o sbaglio? Assolutamente. E allora, sì. Quarta credenza popolare sulle tonsille che ingrossano: il bambino non cresce. Il bambino rimane piccolo. Ecco, a questo punto, dopo l'intervento chirurgico che ne consegue, il bambino cresce. Allora questa è o non è una credenza popolare? Ni, perché c'è un riscontro scientifico in tutto questo. Allora, innanzitutto mettiamoci nei panni di un bambino che non respira bene. Un bambino che non respira bene non assapora neanche bene quello che sta mangiando e quindi c'è l'inappetenza. Seconda situazione, il bambino che non respira bene durante la notte e quindi russa
e va incontro all'apnea, ha una superficializzazione del sonno. Che vuol dire? Significa che siccome il sonno ha diverse fasi, abbiamo la fase quella profonda dove si sogna, il sonno, Fase REM? la fase REM, che viene sempre meno a questi bambini. È un po' quello che succede anche agli adulti che soffrono di apnee ostruttive nel sonno, che magari dormono ma continuano a dormire anche appena sono fermi perché si svegliano già stanchi, non hanno riposato. Sì. Ritorniamo al bambino. Il bambino che non respira bene durante la notte e che ha questa fase REM sempre meno rappresentata durante il sonno avrà anche un minore rilascio dell'ormone somatotropo. Cioè l'ormone della crescita, il GH famoso. Bravissimo. Quindi togliendo le tonsille e le adenoidi in questi casi non è una credenza popolare. È un ni, è un ni. È un ni perché succedono due cose. Il bambino respira bene, non ha l'ingombro tonsillare e quindi inizia ad assaporare i cibi, gli viene l'appetito. Esatto. Seconda cosa, inizia a dormire bene, si fa dei sonni dove generalmente i genitori vanno a controllarli per vedere se respirano, perché sono abituati a sentire il trattore paura, sì. e poi c'è la paura, ma respira questo bambino e li vanno a controllare. Questa fase del sonno così serena permette anche un maggiore rilascio dell'ormone somatotropo e quindi dell'ormone della crescita, e quindi il bambino ecco perché cresce. Insomma, è un ni, ha detto bene. Il bambino è un ni perché non è la tonsilla tolta che fa crescere, ma è tutto l'indotto che si viene a creare. Tempo tiranno, ma io le devo far dire un'altra cosa. Allora, l'intervento, togliere le tonsille, predilige un'età perché comunque, quinta credenza popolare, è pericoloso negli adulti. Non è pericoloso. Forse lo era in tempi passati. Anche questa è una credenza popolare che ha i suoi fondamenti. Allora, una volta, quando si faceva l'intervento di tonsillectomia, si faceva in anestesia locale, per così dire, e quindi c'erano delle tecniche che non permettevano il perfetto controllo dell'emostasi. Emostasi, cos'è? Diciamolo. E quindi la chiusura dei vasi per evitare le emorragie, perché ebbene nell'intervento di tonsillectomia dal punto di vista chirurgico una delle possibili complicanze è l'emorragia, che può essere diciamo immediata, quindi nell'arco dell'intervento, nel subito post-operatorio, ma anche nei primi 10 giorni più o meno dell'intervento avvenuto, quando avviene il distacco delle escare, che sarebbero diciamo la fibrina che si viene a creare per le riparare. croste, diciamo, Chiamiamole croste. Chiamiamolo così per farlo capire un po'. E allora nell'adulto, che l'adulto, se arriva ad essere adulto e ad avere problemi di tonsille, è un adulto che ha avuto tanti episodi di tonsillite, oltre ad avere una superficie di adesione alla loggia tonsillare maggiore, ha anche delle aderenze. Quindi queste aderenze alla fine espongono maggiormente il tessuto da togliere. Però con le tecniche che ormai si utilizzano, quelle della dissezione chirurgica fatte in anestesia generale, si ha il completo controllo dell'emostasi e quindi è difficile che ci possano essere le complicanze come avvenivano una volta. E comunque non ci dobbiamo arrivare all'età adulta quando si soffre di frequenti tonsilliti con una diagnosi corretta. Vede, a volte succede che il problema tonsillare può sembrare strano, ma si può non avere in età pediatrica e invece inizia in età, diciamo, adulta. Ma come? Queste tonsille che fanno parte del sistema linfatico a una certa età dovrebbero andare in quiescenza, non funzionare più come quando si è piccoli, o no? Assolutamente funzionano no. Sesta credenza popolare. Funzionano sempre. Sempre. È semplice, le cose che cambiano è il nostro assetto immunitario, certo, perché ovviamente quando siamo piccolini siamo soggetti che ogni virus e batterio che incontriamo siamo soggetti il nostro sistema immunitario lo deve pur conoscere in qualche modo per difendersi la seconda volta, no? La prima è insomma impreparato, la seconda quindi da adulti dovremmo già essere fortificati nei confronti di tanti tipi di infezione, ma in realtà le tonsille continuano a funzionare. Esatto. Tutto quello che la natura ci ha dato è lì perché serve. E non è vero, altra settima credenza popolare, non è vero che togliendo le tonsille si diventa più deboli.
Ah, ecco, questa credenza io non la conoscevo. Togliendo le tonsille dice si diventa più Non deboli. più deboli fisicamente di forza, ma come sistema E immunitario. quindi e questa cozza con l'altra credenza, no? Ecco, quella che diceva che le tonsille non funzionassero più a una certa età, quindi quello che chi ha messo in giro questa settima credenza ha dato invece grande importanza alle tonsille, perché le tonsille sono in realtà importanti. Allora, così per concludere e per dare anche un consiglio a chi ci ascolta, visto che un otorino ne approfitto, molto spesso la gente ha anzi frequentemente alcune persone un calo del tono vocale, che in gergo medico, in realtà per spiegarlo meglio, si chiama disfonia, un'alterazione del tono della voce. E allora frequenti, non frequenti, quando noi siamo disfonici, abbiamo la cosiddetta voce rauca, ma questa voce rauca, dottore Scarnà, è in realtà segno di sensualità o è segno che dobbiamo fare una buona diagnosi differenziale con qualcosa? Se dura più di una settimana dobbiamo fare una diagnosi differenziale, quello senz'altro potrebbe anche salvarci la vita. Se a un certo punto una persona, ecco questo è importante, però c'è chi la voce rauca ce l'ha per sempre e non ha un problema tumorale, un problema di compressione, che so, anche la tiroide potrebbe dare una compressione nella laringe, nel nervo laringeo, non lo so, qualcosa succederà, ma in ogni caso la voce rauca potrebbe essere anche un vezzo, potrebbe anche essere una caratteristica fonica di una persona, no? Consideri che ci sono anche dei cantanti che si sono rovinati apposta le corde vocali per Non ci dare, posso per dare credere. quella raucedine. Certo. Non ci posso credere, quindi veramente, questa quale credenza popolare sarà questa? Non lo so. Non è una credenza popolare, soprattutto nell'ambito della musica rock ci sono delle cantanti e anche dei cantanti che si sono fatti veramente del male, gridando, facendo apposta delle emissioni vocali non corrette per dare quella raucedine, perché nella musica rock la raucedine è qualcosa in più. Esatto, sensualità nella donna, virilità nell'uomo. Il mio povero Ligabue è stato molto male a causa delle corde vocali e non l'ha fatto sicuramente quello è un altro problema, in maniera... ha avuto un edema delle corde vocali. Ha avuto un edema, che significa un gonfiore. Un gonfiore. Questo è importante. Adesso nella scorsa puntata dicevamo che il verme tenia, c'è qualcuno che se l'è fatto venire per rimanere magro e agile, come Carla Fracci. Quindi si ricorre spesso a delle cose assurde per avere, ecco... Però a parte queste cose che sono delle velleità... Per fortuna poche menti. Pseudo-professionali, dobbiamo considerare che spesso quando c'è un'alterazione della voce si può nascondere anche un problema organico importante. Un tumore, per esempio. Certo. La tracheite, dottore Scarnà, invece, la tracheite, la laringite, no? Tutte e due le cose. Una tracheite può andare con il muco a irritare, sono due cose che stanno lontano o sono due cose che possono unirsi? Le dirò di più, pure un'esofagite può dare problemi. Quindi il alle reflusso corde vocali. gastroesofageo di chi soffre di questo e dopo i 40 anni lo stomaco non è che funzioni più tanto bene. Dottore Castellano, lei che è un chirurgo, questo stomaco invecchia precocemente, a un certo punto non digerisce più le cose che una volta riuscivamo a mangiare senza problemi. Questo reflusso gastrico fa parte della vita della stragrande maggioranza di persone, me compresa. È vero? Ecco. Dovuto al fatto che la condizione di ernia iatale... Siamo lì, c'è l'ernia sempre. Il problema del reflusso nasce dall'ernia iatale. La condizione sì. di ernia iatale è dimostrato che è frequente nel 50-60% della popolazione. Anche l'Helicobacter pylori causa questo... L'Helicobacter è una complicanza, certo, quando c'è un'iperacidità. È un'iperacidità e allora l'iperacidità dove lui sguazza allora è una condizione patologica aggravata. Però il reflusso nasce fondamentalmente dal fatto che moltissimi di noi sono portatori di un'ernia iatale e naturalmente questo determina moltissimi. E ce ne sono di vari tipi. E per concludere un attimo con lei, volevo dire, poco fa lei parlava, lo stomaco non è un organo che si ernia facilmente, perché no, non si può erniare eppure, dottore Castellano, io ho lavorato in medicina legale a Palermo, un giorno una ragazza purtroppo al suo 18° anno di età morì mentre festeggiava con gli amici, non si capiva di che cosa fosse morta, ebbene aveva avuto un'erniazione dello stomaco che era risalito infino alla cavità toracica. Ma quelle è diverso, quelle non sono ernie esterne, ma quella si chiama quelle sono ernie di Boncalex, si chiamano, ma sono ernie interne. Noi parlavamo delle ernie esterne. Sì, vabbè, voglio dire. Quella passa da un distretto a un altro, già, quindi dal distretto addominale al distretto toracico. Vabbè, dico, è un cedimento del diaframma.
È un cedimento però dico... o di un forame diaframmatico che esiste già dalla nascita. Quindi un cedimento del diaframma che vuol dire... Un'incompleta chiusura del diaframma per un problema congenito o Congenito, è una patologia assolutamente. In questo caso sì, una può essere la grande sfiga, risalita. diciamolo pure, veramente. Ma queste sono condizioni particolari. Queste sono condizioni, però ecco, volevo ricordarlo perché l'assolutismo in realtà in medicina non esiste. Non esiste. E allora, dottore Scarnà, per concludere, quindi disfonie, fare una buona diagnosi differenziale, o si nasce con la voce rauca, o te la fai venire perché vai a ledere qualcosa di questa laringe che ci dà, ma questa, il laringe, com'è così? Cioè quando noi parliamo queste corde vocali sono così e poi si irrigidiscono così appena mettiamo un suono? Perché c'è chi ha la voce forte e chi no? Dottore? Io voglio cantare e voglio avere la voce forte, che devo fare? Bisogna capire che la voce non viene prodotta solo dalla laringe, ma da un sistema. Si chiama sistema pneumofono articolatorio. Ma io con lei ho paura a parlare. Lì c'è dentro una scienza, una galleria, cioè non ci fermiamo al superficiale, c'è ancora qualcosa. Bella questa cosa. Allora, quindi avere un bel tono di voce dipende? Dipende dal sistema pneumofono articolatorio. Allora, pneumo, i polmoni. Sì. Senza aria non si emettono i suoni. Fono, le corde vocali, lei faceva questo gesto perché le corde vocali in effetti hanno la forma di una V. Sì. Diciamo che si emettono i suoni quando si avvicinano, quando restano aperti si respira. Sì. E poi articolatorio, perché il timbro della voce, l'articolazione, la formazione di tutte le parole avviene attraverso la risonanza e la modulazione che avviene nelle cavità paranasali, nella cavità buccale. Ecco perché si va a scuola di canto dove ti insegnano la respirazione, come gestire la tua voce. La corretta sincronizzazione di questi distretti permette la corretta fonazione. Quando viene meno questa sincronizzazione nascono le disfonie che possono essere disfunzionali, quelle ipocinetiche o ipercinetiche, a seconda di se funzionano molto o pochino. Ovviamente, dicevo, è un messaggio importante da fare, io poco fa ho detto che una disfonia che dura più di una settimana va attenzionata. La disfonia praticamente, quindi quando c'è questa alterazione della voce, in una settimana può stare bene che il classico colpo d'aria, siamo d'accordo. Il reflusso gastroesofageo. Il reflusso è già un fatto cronico. Il classico colpo d'aria, si infiammano un po' le corde vocali, la classica laringite catarrale cosiddetta, e quindi la voce viene un po' meno. Però se il sintomo dura di più, bisogna attenzionarlo con una laringoscopia. È importantissimo. Del resto questo, è un esame poco invasivo, ben tollerato anche dai bambini, che permette in pochi secondi di andare a visionare direttamente le corde vocali. Dicevo, questo può fare la differenza tra salvare una vita o meno, perché una diagnosi precoce di quello che può essere un tumore alle corde vocali ovviamente salva la vita e salva la qualità della vita. Ovviamente, perché fino a quando c'è una diagnosi precoce si può intervenire in laringoscopia diretta, che è praticamente una tecnica chirurgica che allo permette... stesso tempo curativa, no? Sì, assolutamente, dove si va a togliere quella parte, se non c'è stata infiltrazione degli strati più profondi, è risolutiva. È risolto direttamente. Altre volte sono dei problemi di tipo disfunzionale, quindi noduletti, cose che si possono venire a creare, i famosi noduli professionali, quelli degli insegnanti, dell'insegnante che grida, dei cantanti, quelli scarsi però. I polipi, che sono quelle, I polipi che che a volte bloccano anche, causano la disfonia, bloccano gli insegnanti, un grido, un urlo, un rimprovero può causare. Ma io adesso, per concludere, visto che c'è anche tanta filosofia veritiera dietro l'otorino-laringoiatria, ne abbiamo scoperte tante di cose, le voci sgradevoli, le voci pigolanti, le voci quelle che proprio non si possono sopportare ad udire, ma da che cosa dipendono, dottore Scarnà? Da tutti quei fattori messi insieme, perché la giusta combinazione può far venire un quadro di quelli bellissimi, come può fare venire un Picasso che magari è bello artisticamente ma non rappresenta la realtà. Ma che discriminazione, c'è anche il bello e il brutto nelle corde vocali, ed è proprio così, perché ci sono certe voci, dottore Scarnà, che davvero, come molta gente che io incontro per strada mi dice, anche persone che ho conosciuto 10 anni prima e non ho frequentato,
l'ho riconosciuta dalla voce e io ancora oggi mi chiedo, ma che voce ho? Sarà sgradevole per essere ricordata così tanto dalle persone. Ma la voce ci caratterizza. Ci caratterizza, quindi è importante il tono della voce. Assolutamente. Non possiamo essere tutti Frank Sinatra, dobbiamo accontentarci. Guardi che ci sono voci pigolanti in alcune persone che danno molto fastidio. Ma spesso sono anche gli argomenti che possono dare fastidio. Ci sono anche le voci con un tono super elevato, finissimo, che insomma sono degli ultrasuoni. Viene da ridere perché... Consideri una cosa, che anche la voce è influenzata dall'assetto ormonale. Adesso parlando anche di altri problemi che possono caratterizzare il tipo di voce. Dottore Scarnà, scusi, Sì. c'è un giornalista famoso della RAI, un uomo che ha la voce che praticamente se tu stai girato dall'altra parte sembra una donna. Bravo. Questo è un problema ormonale? Io non l'ho visitato, ma potrebbe Qual è anche... di chi sto parlando? Assolutamente Ma sì. questa è una cosa strana, anche perché fa un giornalismo parlato, che io non farei, perché effettivamente è Può essere anche caratterizzante. Niente di strano che anche Viene sfruttata questa sua caratteristica vocale viene sfruttata anche perché è qualcosa di diverso. Perché noi possiamo essere diversi non solo dall'aspetto fisico, ma anche da altre espressioni che ci rappresentano. Come per esempio, pensi per esempio il famoso Sandro Ciotti. Sicuramente non era una voce da gran fumatore quella, Era una voce da laringocele, sicuramente, esatto. o da corde vocali edematose in maniera esagerata, però lo caratterizzavano e quindi questo era... E abbiamo imparato anche questo, è bene parlare oltre che di medicina, quello che ci può stare anche nel contesto medico, perché no? Grazie dottore Scarnà, quindi tanta prevenzione, attenzione alla disfonia. Non sono molto d'accordo sul reflusso gastroesofageo cronico che causa una disfonia, perché alle volte, a seconda anche di quel che si mangia, dottore Castellano, si ha il reflusso e la disfonia in quella settimana in cui lo stomaco o l'esofago ha dato qualche problema e poi va via. Quindi in questo la contesto, perché essendo io la prima vittima del reflusso gastroesofageo non ho la cronicizzazione della... Possiamo fare una trasmissione appositamente su questo. E facciamola, che è molto interessante anche perché è una patologia comune ed è quella patologia che a tanti fa paura all'inizio, perché tu pensi subito di avere qualcosa nella gola, appunto nella laringe, e invece poi è tutto un problema di reflusso gastroesofageo. Grazie dottore Scarnà, grazie dottore Castellano. Allora non più paura per un intervento di ernia, andare sempre dallo specialista, non lasciare, insomma così, non bypassare quel qualcosa che a livello delle pieghe o fosse inguinali esce fuori, perché appunto potrebbe essere un'ansia intestinale, oppure come l'ha chiamato lei? Epiplon. Parolona per dire che grasso o mentale, un grempiule di grasso che sta davanti all'intestino. Va bene, si va subito a casa dopo l'intervento, lei usa l'anestesia locale, ha detto che l'anestesia locale non fa male, e quindi... almeno che non ci troviamo di fronte a un'ernia gigante, allora sono costretto a fare una spinale, ma normalmente io uso sempre la locale. Bene, grazie dottore Castellano, grazie dottore Scarnà, io vi saluto, vi lascio alla prevenzione come sempre, e questa volta la prevenzione sulla pelle. Guardate questo video e impariamo sempre a conoscere bene noi stessi, dentro, fuori, e che la mente sia sempre viva per poter attenzionare noi dentro e noi fuori. Alla prossima puntata e grazie. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine.